Ciao amici, benvenuti, questo è il 70° episodio. Andiamo avanti sempre con questo gameplay. Ci stiamo arricchendo davvero tantissimo, depredando gli stati indiani. E quindi iniziamo pure a spendere, riprendere a costruire edifici. Io volevo fare... Ah, non abbiamo costa punti amministrativi. Proprio tutti costano questi punti. Allora io direi che per ora privilegio qualche altro tipo di costruzione. Questo cosa ci dà? Più manodopera. Questo ha più 25. E no, allora conviene fare... Non so cosa conviene. Questi danno più, un po' di più, però costano anche di più. Però sono più importanti forse i punti. Bah. Se no, possiamo cercare di guadagnare ancora più denaro, dato che di manodopera non ce ne serve molta. Magari possiamo costruire questi. Ecco, in Sicilia non li avevamo ancora fatti. Anche a Tunisi, l'antica Cartagine. Potremmo anche rinominarla più avanti. Ecco, facciamoli pure queste province. Tanto di potere diplomatico ne abbiamo un sacco. Possiamo andare avanti. Allora, questo ci dà naturalmente più potere e anche più valore. Questo è un ottimo edificio. E infatti costruiamo anche qua. Ma sì, abbiamo i soldi, andiamo avanti, costruiamolo un po' ovunque. Ok, fantastico. Potremmo anche migliorare i nostri bastioni in queste zone montuose, magari. In Lombardia anche. Non so, a Siena, ma sì. Perché no? Abbiamo speso un po' tutti i soldi che avevamo, va bene. Adesso questi dovremmo risparmiarli perché voglio prendere l'idea nazionale. Troppo importante. Dobbiamo anche risparmiare quelli militari in realtà. Quindi cercheremo di usare i soldi per questi edifici. Magari costruirò anche l'Accademia di Belle Arti, anche se costa un po' di punti amministrativi. Il rischio di rivolta è un po' alto. Dovremmo impiegare un nostro esercito, immagino, per placarle. Ecco, magari i soldi in questo momento sapete cosa li uso? Per l'esercito in questo episodio. Oh no! Non possiamo andare qui? Noi vogliamo andare... Vabbè, abbiamo capito, non ci lascerete passare. Che maledetti. Perché la Bretagna è interessante? No, ma spiegatemi. Devo ricambiare... Devo controllare le impostazioni che ho dato ai messaggi perché... Devo aver fatto qualche errore. Ok. Possiamo procedere. Perché avete costruito più guarnigioni, eh? Qui ancora di più. Vabbè. Allora, dovremmo usare la nostra flotta, immagino, per rendere più rapido. No, ci stanno già pensando gli stati coloniali. Ecco già ribellioni d'ogni tipo. Va bene, tornate a Roma. A questo punto. Noi recluteremo un po' di unità per tempo, magari. Nel nostro solito punto di reclutamento. Queste province in cui il costo è ridotto. Ok. Ah, ecco. Qui non me ne ero accorto di quello che succedeva. Per fortuna non abbiamo perso nulla importante.
Purtroppo queste navi sono molto lente. Allora, vediamo. Quindi mi sta dicendo che la Boemia... Oh, non so cosa ho sbagliato. La Boemia è uno stato interessante, secondo le mie impostazioni. No, sto sbagliando. No, non lo è. Allora devo aver messo che il messaggio avveniva per tutte le nazioni. Ah, certo. Mm. Ma no, non mi interessa chi inizia a migliorare le relazioni con noi, dai. Siamo fra un annetto e il Marocco sarà annesso, eh? Anche meno. Gli irokesi cosa vanno ad offrirci? Niente di buono. Vogliamo annetterceli. Quindi non credo che stiano offrendo questo. E se non è l'annessione che ci stanno offrendo, non ci interessa cosa ci stanno offrendo. Saremo abbastanza inflessibili. Allora, vediamo un po'. Siamo sempre in esilio, eh? Come potevo aspettarmi? Ecco, vammi di qua. Allora, chi c'è ancora che ha tanti soldi? Assiniboine. Vabbè. E poi dichiareremo guerra ai Poni. Se la caverà il nostro stato coloniale? Cosa sta facendo, per curiosità? Non si sta curando delle ribellioni. Credo che sia proprio l'atteggiamento giusto in questi casi di sovraestensione leggermente elevata. Sta assediando il Tennessee. Brava. Bravo. Messico. Artista 9. Ah, ok, abbiamo scoperto questo. Sembra che siamo al confine. Vabbè. Ma iniziamo magari a assediare un po' tutto. Bastano 1000 uomini per assediare queste province, quindi penso sia una buona idea assediarle tutte contemporaneamente. Tornato un diplomatico. Non si sa cosa dovremmo farcene. Naturalmente. Allora, facciamo altri reggimenti. Miami naturalmente ci offre una pace che non ci interessa. Sempre pronta per farci queste offerte. Allora iniziamo a mettere un po'. Ecco. Hanno occupato Genova, però anche loro sono stati vittime dell'occupazione dei nemici. Vediamo un po' di... Ok, si sono un po' sistemati. Noi qui non possiamo accedere a niente, ma che bello. Non volete darci l'accesso? Ah sì. Che simpatici, dopo averli razziati ci danno pure l'accesso militare. Ci vogliono proprio bene. Vabbè, ma io quasi quasi lo chiedo al Portogallo l'accesso militare. Così vado ad attaccare. Non so chi però. Chiunque si trovi sulla strada. Pilma è lì in basso, giusto? No, vabbè, scherzo. Andiamo prima da questa parte e facciamo fuori sti irochesi. Abbiamo scoperto un filosofo. O forse solo un omonimo. Vabbè, andiamo avanti.
dov'è l'esercito? La flotta veneziana. Ecco, sta arrivando. Mentre la flotta dei Caraibi. Ok, anche questa sta arrivando. Mentre qui c'è una ribellione. Molto male. Che livello militare avete? Andiamo a distruggervi senza leader. Non possiamo passare al momento. Ma non siamo troppo preoccupati. Vediamo qua. Sì, vinciamo. Ui ui. Ecco qui l'esercito irochese. Perché ci dareste la sconfitta voi? Siete ricchi, vediamo adesso. Se avete almeno 500 ducati potete sopravvivere. No, ne avete solo 200. 200 ducati. La vostra vita vale così tanto? O vi annetto semplicemente? Meglio annettervi. Boh. Voi dovreste andare qua. Ok. Ah, giusto, qui stiamo convertendo naturalmente per quello che... Ah, Benaki è diventato un protettorato. Dov'è Benaki, maledetti? Eccolo qui. Non preoccupatevi, vi dichiareremo guerra il prima possibile. Anzi, subito. No, non lo so. Magari sono impazzito. Ha senso che io mi preoccupi di queste colonie? O è meglio che li lasci espandersi un po'? Più che altro mi preoccupa queste. Beh, ma al momento no. Non devo preoccuparmi. Vabbè, allora potete tenervi a Benaki intanto. Ma solo per un breve periodo. Allora, cosa usiamo a fare questo diplomatico? Miglioriamo le relazioni come al solito. Cavoli, ci stanno facendo fuori. Quando è che arrivate? Ah, ok, siamo arrivati. Appena in tempo per fargliela pagare. Poveretti, cioè in pratica ce la stiamo prendendo. No! È vero che sti protettorati andrebbero attaccati subito perché si perde il casus belli. Vabbè che non sarà molto problematico, penso, però dovremmo farglielo revocare sto. Ah, noi siamo sempre qui intanto. Maledizione. Allora, dobbiamo richiamare questi, giusto? Per chiedere l'accesso ai CRI. Vabbè, dateci sto accesso e rapidamente. Molto utile questa alleanza militare, devo dire. Vi salverà di certo. Ecco, grazie, fateci passare, per favore. Chi siete voi? Irochesi già? Cavoli, sono proprio estesi sti irochesi. Saranno un po' come gli aztechi. Molto ampi. Ma ciò non di meno. Li annetteremo completamente. Allora. Questi li mandiamo. Mio Dio. L'Austria come è messa male. E l'Ungheria è forte. Anche se è la tecnologia orientale. Cavoli, a livello militare 17, più alto di noi. Di quanto più alto? Un livello. Allora, comunque questo diplomatico lo mandiamo sempre no, non è più l'imperatore. Dal nostro vassallo. Fu una volta imperatore quel ducato, ma...
Era abbastanza assurdo. Speriamo non muoiano prima di entrare in curia come al solito. Ecco. Mandiamo un po' queste truppe. Abbiamo fabbricato le pretese. Come al solito. Va bene, produciamo avorio. L'ANSA ha dichiarato guerra allo Stato e alla Chiesa. Ah! Grande Papa. Sei rovinato. Queste sono le belle notizie che rallegrano la giornata. Ma iniziamo ad andare un po' più rapidi, dai. Ecco, è morto naturalmente un cardinale. Vabbè, ci prendiamo subito questo. Cioè, neanche a dirlo proprio stai. Muoiono sempre. Allora, andiamo a Smirne. Ci servirà un generale, immagino, ma... Wow. Ci serviranno 2 generali. Ah no, qui dobbiamo sperare di sopravvivere qua. Fanno male sti ribelli. Ai ai ai. Allora, intanto attenzione. Pace con l'Oman. Hanno ceduto 2 province alla Siria. Però adesso non so neanche più se riesco a vassalizzarla la Siria. Vabbè. Ok. Non so se sia stata quindi una buona notizia. Intanto abbiamo fatto le scoperte in questa regione. Vabbè. Andiamo all'attacco qua. C'è ancora l'esercito nemico. Ah, qui abbiamo fatto le scoperte, ecco. Probabilmente abbiamo scoperto Ottawa. Non so perché si chiama Ottawa, invece qual è? Ecco questa. Ok, qui abbiamo perso un sacco di uomini. Dov'è il generale che abbiamo qua? No. Ok, abbiamo fatto le nuove scoperte. Qui dobbiamo muovere questo. E qui andare di qua. E abbiamo quindi potuto prevedere la mossa del nemico prima che si realizzasse. Fantastico. Guardate l'Etiopia. Fatto pace, va bene. Si è allargata parecchio. I mamelucchi si sono rimpiccioliti parecchio. E quindi in futuro potremo magari davvero vassalizzarli. Allora, iniziamo a mandare questi uomini. Ah, non ci stanno tutti. Vabbè, non è un problema. Aggiungiamo 2 navi. Ah no, da questa dobbiamo aggiungerle. Ok, è partita pure per l'America. Ui. Troviamo che ci siano un po' di ribellioni in questo momento. Allora, questi vanno a Huron. Arrivate il 6, noi arriviamo prima, vabbè. Allora, voi dovete assolutamente tornarmi indietro. Qui. Voi attaccate invece. Già. Speriamo di arrivare in tempo. Vabbè, questo non è un buon evento invece, ma... Siamo già 10 anni più avanzati in tecnologia diplomatica. Aumentiamo pure il costo. Per 10 anni però. Possiamo aumentare il costo alle navi? Non lo so.
Ma di cosa ci serve la tecnologia diplomatica, per curiosità? No, penso che, dato che abbiamo così tanti punti diplomatici, li potremo spendere per convertire qualche cultura. Purtroppo non ci sono queste simpatiche missioni. Abbandoniamo, non è vero che stiamo abbandonando la supremazia navale, ma semplicemente non abbiamo bisogno di tutti questi punti diplomatici. Direi che possiamo invece convertire Gorizia e pure l'Istria alla nostra cultura, così tutta l'Italia avrà finalmente cultura italiana. Vediamo un po'. Forse ci conviene aiutarli questi, oppure dire perché questi si sono... Ecco, bravi, andate voi ad aiutare. Ok. Un'altra batosta per l'esercito irochesi. Fantastico. Però non l'abbiamo ancora annientato. Qui si attaccano tra loro pure, tanto per darsi proprio il colpo di grazia. Ah, sì, ci state aiutando, ok. Ok, sono spacciati pure questi. Ok, però noi andiamo qua, perché ci sono cose ben più gravi di cui dobbiamo preoccuparci. Dove sono le navi? Ok. Intanto l'Austria ha fatto una pace del cavolo. Vabbè. Mio Dio. L'Inghilterra viene annessa dalla Scozia tra poco. Compagnia di monopolio fondata. Wow! Mamma mia, che bell'evento questo. I punti diplomatici non ci servono, tra l'altro, quindi guardiamo semplicemente cosa ci fa guadagnare di più. Migliorare al 15% ci dà più o meno... Beh, non è proprio poco. Allora, il 15% è già aumentato al 50%, quindi la base sarà stata 40 qui. Il 15% e il 10% di... No, cosa sto dicendo? Ok, il 15% di 40 devo calcolare. Che è 6. Quindi 6 al mese guadagneremmo di più per 10 anni. 6 al mese, 60. 600, no, ma molto di meno. Invece ci prendiamo un sacco di ducati. Ah ah ah. 3000 e passa ducati. Beh, queste compagnie di monopolio mi piacciono molto e direi che... Beh, in effetti stiamo davvero monopolizzando i traffici mondiali. Non so cosa abbiamo fatto qui, una scoperta. L'Ontario mi ha scoperto il lago Ontario, ma soprattutto abbiamo distrutto completamente l'esercito nemico. Sgominato. Abbiamo sgominato. E a questo punto io direi di mandare pure in questa regione 3 reggimenti. Abbiamo pure integrato il Marocco, wow. Siamo diventati ultramiliardari, abbiamo integrato il Marocco. Beh, cosa possiamo chiedere di più? Costruiamo pure l'Accademia di Belle Arti a Firenze. Non so, mi collego Firenze con l'arte molto facilmente. Abbiamo anche queste manifatture da poter costruire, però non possiamo costruire quelle che costano punti amministrativi, cioè tutte. No, questa no. Avorio possiamo... interessante. Anche questa, però il pesce non è così importante. Questa per...
Io direi... Andiamo a vedere i prezzi. I prezzi dei prodotti. Poi c'è una pagina che mostra... Allora, esattamente. Il tè, il cacao. Se potessimo farlo, no, però il cacao si trova solo in America. Caffè, spezie, l'avorio. Vabbè, allora facciamo magari qualche miglioramento nella produzione di avorio. Dov'è che produciamo avorio? Qua. Gabbu. Possiamo... Dov'è che è? No, sto qua. Trade Company. Costruiamo una compagnia di commercio, una compagnia commerciale. E raddoppieremo la quantità di beni prodotti. Questa è la più vantaggiosa perché si basa proprio sui beni più preziosi. È probabilmente uno degli edifici che costruiremo più spesso. No, non lo so, non è vero. Ma sì, siamo talmente ricchi che lo costruiamo. Vediamo in cosa commerciamo anche. Allora, abbiamo detto il prezzo. Il vino comunque ha un buon valore, bla bla bla. Neanche il grano. Cioè, molte merci hanno un valore superiore a quello base. Il vino forse la base è 3 però, non mi ricordo. Allora, vediamo che bonus ci danno nel commercio queste cose, perché... Tipo, se fossimo anche nei vestiti, così all'avanguardia, no, non ci interessano per nulla i vestiti. La base del costo del vino quant'è? Ben detto. 3. Ah, quindi è un po' deprezzato in questo momento. Vabbè. No, direi che l'avorio può andare bene. Magari costruiamone ancora qualcuno. Come lo individuiamo? No. Allora, qui c'è avorio. Perché non ce lo dici? Vabbè, dobbiamo guardare praticamente la mappa dei beni. Avorio. Sì. Vabbè, costruiamolo pure qua. Mappa dei beni. Avorio. Costruiamola qui. Pure qui. E direi basta, no? Potremmo farla anche qua. Qua. Un po' troppe ne potremmo fare. Ma... Costa d'avorio. Mi sembra giusto. Ok, anche costa d'avorio. Abbiamo guadagnato un sacco di soldi, li abbiamo subito spesi, però speriamo che questo ci garantisca dei buoni guadagni extra nei millenni. No, perché per recuperare 500 ducati non so quanti soldi ci serviranno. Però dato che vanno così tanti soldi, perché non investirli? Quant'è che ci... Allora, fatemi capire. La produzione... Il fatto che è distante non aiuta per nulla, mentre il commercio non abbiamo neanche mercanti. Vabbè. Non si ripagheranno mai questi beni, però... Ma sì, abbiamo costruito qualche compagnia commerciale. Non ci dispiace, il Marocco, guardatelo qua. Una super armata, tra l'altro. Benissimo. Abbiamo ereditato le loro armate e i loro territori. Per ora ce l'hanno un po'. Ah, perché siamo sovraestesi? Sì, però sono queste province in particolare che ce l'hanno con noi. Questi li stiamo integrando, vabbè. E mentre si vede, io penso che sia perché li abbiamo appena annessi e perché sono sunniti soprattutto, certo. Perché sono sunniti, non perché li abbiamo appena annessi. Va bene. Abbiamo capito il problema. Vabbè, ci vediamo al prossimo episodio. Cercheremo quindi di convertire un po' di gente. Ci servirebbe magari un altro. Dovremmo prendere la Giudea.
per avere un missionario extra. Vabbè, e il nostro esercito pian piano si avvicina ai nostri nemici. Ok, alla prossima!